Allora, rieccoci insieme. Consigliere, do a lei la parola. Sono emersi diversi aspetti interessanti. Da un lato gli interventi che la Regione Veneto, prima come diceva anche la segretaria in Italia, ha attuato, attivato, sta attivando, poi speriamo che anche dal punto di vista penalistico possa essere l'attrice di altri provvedimenti, perché anche qui affronteremo degli aspetti che sono legati anche alla sensibilità delle forze dell'ordine che possono intervenire se ovviamente c'è tutto un aspetto normativo che le supporta, questa è un'altra cosa. E poi l'aspetto quindi culturale che è fondamentale, cioè la percezione effettiva della gravità del problema. Beh, a me ha fatto molto impressione in questi primi 5 minuti di trasmissione una parola che è emersa dal dibattito, che è indifferenza. Io credo che al netto di quelle che sono le professioni, i ruoli istituzionali che qui dentro noi tutti ricopriamo, abbiamo, se guardiamo il dato statistico, potenzialmente ciascuno di noi può essere entrato in contatto o aver sentito nella sua rete di conoscenti, di amici o nella rete di vicinato dei casi di violenza alle donne. Io posso portare in questo una mia piccola testimonianza, perché a me è capitato su una coppia di persone che conoscevo e di essermi visto costretto a dover chiamare le forze dell'ordine per evitare che una lite che era scoppiata potesse degenerare in qualcosa di più serio. All'epoca non ero neanche maggiorenne, quindi è stata, diciamo così, una scelta che io ho sentito di istinto perché vedevo che nessuno faceva nulla in questo senso qui. Ciò che mi stupì all'epoca, ma adesso poi diciamo, con il passare degli anni l'ho anche compreso, è il fatto che la donna non avesse, diciamo così, denunciato la questione, ma che al suono dei carabinieri sia uscito il marito e abbia detto tutto a posto, non c'è nessun problema e tutto si è risolto, diciamo, con questo episodio. In realtà dopo, fortunatamente, la signora ha deciso di lasciare questa persona e ha deciso, diciamo, di troncare di netto questa relazione. Però ecco, se noi teniamo, a me va bene il dato normativo, va benissimo, anzi è fondamentale parlare e sensibilizzare su questo tema, ma quello che diventa la chiave, secondo me, che può davvero consentire un salto di qualità nell'affrontare è proprio la rete di vicinato, cioè il fatto che io sono sensibilizzato, vedo che c'è un problema, io mi avvicino, cioè io mi faccio capire a chi vive il problema che io ci sono, che posso dare una mano, che posso metterla in contatto con chi può esserle di aiuto e dare poi a questa persona gli strumenti per fronteggiare la situazione in cui si è venuta a trovare. Quindi io credo che proprio lo scatto culturale che noi dobbiamo fare è proprio uno scatto culturale che dobbiamo fare come singole persone, alla regione, allo Stato, alle istituzioni educative, il compito di educare e sensibilizzare sul tema, ma poi la partita vera ce la giochiamo ognuno di noi Sì, con la nostra coscienza. Con la nostra coscienza. Assolutamente, questo è fondamentale. Io do la parola a voi due dopo al termine, perché prima volevo anche sapere lei del tuo sposato, perché lei insegna anche tra l'altro, quindi ha un ruolo importante nella formazione, però da sempre voi avete fatto varie iniziative, donne e lavoro, perché questa sensibilità? Da dove nasce? Non so, è difficile dire da dove nasce, no? Perché forse è nata perché abbiamo avuto anche noi visto delle situazioni un po' particolari in azienda e voi probabilmente anche per esperienza da parte di qualcuno che è magari sensibile perché evidentemente è stato partecipe o ha visto delle situazioni particolari. E certo che a me comunque fa incazzare tanto, si può usare questo termine, sì. Un francesismo mi fa tanto arrabbiare quando per esempio vedo anche a scuola i ragazzi che si permettono di dare una spintarella alle ragazze, dargli un colpettino dietro la nuca, perché si inizia così. La violenza, a mio avviso, secondo me inizia con piccoli gesti che possono sembrare di attenzione o vissuti in maniera come se fosse un'attenzione e a volte i ragazzi vedo che a scuola hanno bisogno anche di essere un po' riconosciuti e quindi accettano anche uno scherzo un attimino un pochino più come dire, più spinto, ecco, però si inizia così, la mancanza di rispetto inizia con piccoli gesti che poi non sono mai solitarie questi gesti. Una persona
che è abituata a usare le mani, in maniera progressiva le usa. Io dico sempre alle mie figlie, attenzione, se trovi qualcuno che vedi ti mette un dito addosso, stagli lontano, perché nessuna donna mai, e forse voi lo potete confermare, è riuscita mai a aiutare un uomo che alza le mani. Le donne spesso restano assieme all'uomo per aiutarlo, dice tanto lo aiuto a cambiare. L'uomo che alza le mani non cambia con una donna che lo ama, anzi un uomo non è meritevole di una donna che lo ama, ha bisogno di essere curato, un altro discorso questo, per le 3 violenze, quelle psicologiche, non dimentichiamoci che gran parte di violenze sono psicologiche, non sono solo quelle fisiche che portano alla morte, o quelle sessuali, sono anche quelle psicologiche. E io ho visto che anche il rendimento scolastico è influenzato in maniera positiva o negativa, spesso negativa, rispetto anche all'ambiente familiare di provenienza, perché poi alla fine è quello che ci dà, se il papà alza la voce, ha un certo tipo di gestualità nei confronti della mamma, viene preso come una situazione normale. Ecco, quindi a me fa incazzare molto questa cosa. Io spero, dico sempre alle mie figlie, attenzione, perché è progressiva. Ho letto anche che non sempre si verifica tra una prima violenza e una seconda, passa anche del tempo, non è che... Ecco. Cioè c'è un giustificare di è successo una volta? Sì, dici, ma poi è successo, poi insomma una persona normalmente, perché quello mi risulta, che è abituata ad alzare le mani tende a rifarlo, perché questo è il suo modo di esprimersi. Io volevo tornare un attimo su alcuni aspetti che ho sentito velocemente. Ho letto, ho ascoltato di un episodio che è successo a Policastro, che è in Calabria, in una scuola dove una ragazzina di 11 anni veniva in qualche maniera palpeggiata, veniva un attimino, era oggetto di attenzione da parte dei maschietti, e quando il preside è intervenuto, le mamme, addirittura qualche mamma di questi maschietti era quasi orgogliosa del fatto che il figlio maschio potesse in qualche maniera manifestare questa cosa. Quindi c'è un discorso culturale, come diceva, da affrontare, c'è un discorso culturale, e far comprendere che comunque i ruoli ormai nella famiglia sono ormai ruoli alla pari, come è giusto che sia. Non mi meraviglia peraltro neanche, quando è stato fatto il servizio, che siano aumentati al sud gli omicidi, i femminicidi, perché forse, probabilmente, al sud la società sta cambiando, la donna forse sta diventando più intraprendente, mentre prima magari taceva davanti a qualcosa che subiva, forse ora lo manifesta di più, non lo so, mi viene da pensare che potrebbe essere questo. Io credo che è importante partire dalla scuola dell'infanzia, come diceva lei, perché quelle azioni di bullismo, questi piccoli gesti, sono proprio azioni di bullismo che poi possono portare a comportamenti violenti. E le statistiche parlano comunque di femminicidio per la maggior parte in caso di separazione, quello è il numero maggiore di persone, di casi, no? Il marito viene lasciato, l'ex marito allora fa violenze. La gelosia io pensavo che fosse come percentuale molto più consistente, in realtà mi sembrava fosse un 13-14% rispetto alle motivazioni, la gelosia. Quindi partire dalla scuola con piccole azioni, andare a lavorare su queste azioni di bullismo. Io però chiedo alle istituzioni, ma siamo sicuri che quello che noi facciamo in Veneto, anche con la legge dell'agosto del 2013 sul femminicidio, che le azioni che vengono fatte siano conosciute? Vengono conosciute? Perché per esempio oggi forse non si sa, e questa è una cosa secondo me che andrebbe detta, che quella legge non consente l'anonimato, quindi non puoi fare una denuncia anonima, però chi denuncia può restare anonimo. Questa è una cosa importante, cioè chi denuncia oggi non deve per forza dire ho denunciato io, quindi potrebbe denunciare dei fatti di questo tipo e stare anonimo, e questa per esempio è una cosa che secondo me potrebbe aiutare a denunciare queste situazioni. Un'altra cosa che secondo me bisogna vedere è tutti quei casi di pronto soccorso che vengono, dove le donne vanno a pronto soccorso. Non è possibile una donna si rompe il braccio un mese sì, un mese no, cadendo sempre dalle scale. Cioè, voglio dire, un medico dovrebbe pur domandarsi come mai.
Ho letto, mi sono documentato sul fatto che 7 medici su 10 non sono in grado di identificare queste situazioni di questo tipo, per poi denunciarle. Quindi poi non so se non vogliono accorgersene o meno. Sembra che ci sia anche una difficoltà da parte del pronto soccorso in caso specifico di identificare situazioni, perché se identificate potrebbero in qualche maniera essere denunciate. Io chiudo il mio intervento, vedo 3 ambiti: l'ambito della informazione, di quello che c'è dal punto di vista normativo. Quella legge ha portato anche alla violenza assistita, cioè nel caso di presenza di minori che ci sia anche un'azione penale, quindi è importante che si sappiano queste cose. La sensibilizzazione, che secondo me è fondamentale per un discorso culturale che dobbiamo portare avanti, dobbiamo proprio fare un lavoro partendo dalla scuola dell'infanzia, condivido, si deve partire di là, e poi il sostegno a coloro che operano a favore di queste che mettono in campo le loro energie, con fatica, le proprie capacità, la propria pazienza e la propria umanità a sostegno di queste persone, attraverso il reperimento di sostegno pubblico e anche privato. Poi magari Elena, se c'è possibilità di intervenire, posso illustrare quali potrebbero essere interventi privati a sostegno di queste cose. Dopo abbiamo vari momenti. Ecco, chiedo a entrambi, sono state tirate fuori tantissime cose, quindi a voi delle osservazioni alla luce delle vostre esperienze, perché voi siete a contatto diretto con la realtà, senza dubbio anche la Commissione per opportunità, ognuno per la propria esperienza, però la toccate con mano, per cui il vostro apporto è un po' fondamentale. Chi di voi due vuole incominciare, la psicologa o la responsabile? Beh, io volevo dare un po' di dati della nostra associazione. Noi siamo il centro antiviolenza che copre il territorio di Padova e provincia. Siamo un'associazione di volontariato presente da 25 anni nel territorio. E questo lo dico perché in 25 anni abbiamo visto che le cose sono cambiate moltissimo, e soprattutto negli ultimi, possiamo dire, 5 anni. Sono cambiate moltissimo in tanti ambiti, innanzitutto nell'emersione del fenomeno, nel senso che noi abbiamo visto che da quando siamo nati fino ad oggi più o meno ogni anno avevamo un aumento di circa il 20% di donne che si rivolgevano a noi, per arrivare all'anno scorso dove invece le donne sono raddoppiate. Questo è stato dovuto a tanti motivi, in primis secondo noi al fatto che comunque c'è stato anche a livello istituzionale una grande presa di coscienza del fenomeno, e quindi anche i media che ne hanno parlato in modo molto più ampio rispetto agli anni precedenti. E poi anche, come diceva prima l'onorevole Luzzante, anche perché le istituzioni hanno capito che dovevano attivarsi creando anche dei servizi e sostenendo anche quei servizi che già erano presenti. Cioè appunto più vengono creati questi servizi più la gente ne fruisce, ne è consapevole. È proprio anche un nostro dato questo, che dove noi abbiamo degli sportelli, dove abbiamo dei presidi, le donne si rivolgono a questi sportelli. Abbiamo ad esempio ad Este, parlavamo prima col consigliere, sì, che da 2 anni abbiamo aperto uno sportello e da praticamente un paio di donne che si rivolgevano a noi negli anni prima, adesso abbiamo quasi una ventina di donne all'anno, sì. E addirittura in tutta l'ULSS, abbiamo anche i dati dell'ULSS, perché ieri abbiamo fatto una conferenza stampa congiunta con tutte e 3 le ULSS del territorio, e lo stesso avviene anche all'interno del territorio dell'ULSS. Abbiamo un aumento proprio delle donne che si rivolgono a noi. Denunciate all'autorità o si rivolgono solo a voi? Allora, forse di questi eventi? Sì. Non so se è possibile saperlo. Dunque dipende dalle situazioni. Spesso si rivolgono prima a noi per capire se sono vittime di violenza, che situazione stanno vivendo, come chiedere aiuto alle forze dell'ordine e poi eventualmente rivolgersi all'avvocato. Sì. Di solito questo percorso è preferibile perché rivolgersi immediatamente alle forze dell'ordine senza una chiara domanda, senza saper come spiegare quello che si sta vivendo, potrebbe essere controproducente per un diverso ruolo che abbiamo noi rispetto appunto alle forze dell'ordine sul territorio. Mette a rischio anche. Si mettono a rischio. Potrebbe, assolutamente. Ecco, anche
Ecco, tra l'altro voglio chiedere, dopo chiedo ancora la vostra... Ah no, devo andare in pubblicità, dopo mi chiedo l'intervento, se no la regia giustamente trasale. Allora, brevissima pausa pubblicitaria, ritorniamo insieme e poi approfondiamo alcuni temi, perché è importante ribadire sempre il concetto, come giustamente ha fatto anche la dottoressa, che ci sono questi centri. Io volevo dire, ci sono dei dati importantissimi, perché un primo bando della Regione ha dato riconoscimento a 36 strutture, 15 centri antiviolenza, chiedo conferma, 9 case rifugio, 12 case di secondo livello. E finanziato 17 progetti con un impegno complessivo di 400.000 euro, confermato? Ecco, questo sono dopo, stati aggiunti anche. Ecco, sì. Infatti dopo vorrei che venisse anche spiegato cosa vuol dire, perché quanto diceva anche il professor Sposato è importantissimo. Se non si sa che cosa prevede la legge, se non si sa che tutele ci sono, e questo è stato più volte ribadito da persone che ci hanno scritto, anche straniere, tra l'altro mi ha colpito perché sono moltissime straniere, lo vengono a sapere dalle televisioni locali di fatto, o dalla televisione pubblica nazionale, perché non comprano i giornali, perché non hanno dimestichezza troppo con la scrittura, eccetera. E bisogna fare informazione assolutamente, perché chi ha una cultura più elevata ha gli strumenti, chi invece non ce l'ha ha anche più difficoltà a denunciare certi fatti, poi scattano i meccanismi, come si parlava prima, anche di giustificazione dell'atto che si è subito. Pubblicità, poi torniamo insieme.